Alessandro Ascone. Oggi nell'intervista durante la diretta hai parlato del tuo settennato. Io in realtà avrei voluto farti un'altra domanda. Questo settennato, tu hai creato una famiglia, non solo in contrada hai creato la tua, è nata la tua bimba, una famiglia completamente voltaiese. Oggi ti devo dire francamente, ti do i miei complimenti, perché questa contrada è una contrada che sa farsi veramente rispettare in tutta la comunità di Piancastagnaio. Allora, intanto ti ringrazio per le belle parole, perché sono anche emozionato, guarda, ti ringrazio davvero. Sì, il lavoro è stato quello, l'obiettivo era raggiungere quello, al di là delle vittorie che aiutano a crescere, però l'obiettivo era quello di ricreare una famiglia per tutti noi, per chi crede nella contrada, per chi la vive, per chi l'ha fondata, per chi c'è qui da 30 anni, per chi ha fatto la storia di questa contrada. Quindi l'obiettivo era quello, credo che sia stato raggiunto a livello di presidenza, ma ribadisco, era una cosa voluta da tutti, perché l'impegno c'è stato da parte di tutti, delle mamme, delle famiglie, quindi di chi ha creduto in Voltaia. È un grande obiettivo. Certo, le vittorie aiutano sempre, aiutano a fare da collante e per fortuna i risultati sono arrivati. Non c'è da togliersi i sassolini dai piedi, però questa è una contrada che dalle scarpe, scusami, però questa è una contrada che ha sempre fatto le cose da sé fino in fondo, l'ha sempre portata avanti e alla fine avere questa libertà anche a livello di comunità premia. Sicuramente, questa è una cosa che oggi lo posso dire tranquillamente, mi hanno trasmesso le persone che c'erano prima di me e che hanno guidato la contrada, quindi io le ringrazio, spero insomma di aver portato avanti gli obiettivi, di aver portato avanti questo tipo di cultura, perché comunque sia la contrada è una contrada che è genuina, è forte, è attaccata al territorio e questo, come hai detto tu, si vede, si è visto anche oggi, si è visto gli ultimi anni, è una cosa che appartiene alla contrada di Voltaia. È una festa tipicamente voltaiese, sai che tutti sanno la mia contrada, si vede dal fazzolettone, però non c'è da insegnare nulla a nessuno perché sono tutte ottime persone. Però questa contrada rimane nella sua caratteristica, nella semplicità, e rimane in casa nel giorno della vittoria e vuole festeggiare all'interno delle proprie mura. Sicuramente, questa è una cosa che hai detto giustissima. Festeggiamo nelle mura, stasera siamo qui, stiamo facendo festa prima di tutto dentro la sede, poi ci godiamo il territorio, ci godiamo le nostre bandiere, le nostre luci e festeggiamo noi, perché la vittoria è di tutti, di quelli che si sentono di Voltaia. Senti, un messaggio da Contrada Vincente a tutta la comunità. Questo è un messaggio che anche tutte le volte in intervista ha voluto sempre dare, no? È vero, vince una contrada, ma l'importante è che sia una festa per tutti. Questo è verissimo, anche oggi credo che comunque al di là della vittoria bella di Voltaia ci sia comunque stato un bel palio dove è stato comunque combattuto, è stata una contrada avanti, rispettoso, è stato un bel palio, un palio genuino che dimostra che comunque Piancastagnaio crede nelle contrade, chi le guida è a un buon punto di maturazione e speriamo insomma che gli anni prossimi si continui su questa linea. Giuliano Orelli, vicecapitano, vincitore, non vicecapitano. Sì, un'esperienza ormai da 5 anni, vicecapitano, direi è andata sempre bene, 3 vittorie, esperienza importante, vediamo il futuro che ci riserverà. Solo questo? Solo questo. In bocca al lupo più che altro, la cosa che mi preme più di tutti dire è ringraziare Alessandro Conti, Magini Alessio che fanno parte con me della capitaneria, una squadra fortissima, i migliori, e continueremo a lavorare per rivincere un altro palio. Senti, però voglio andare un attimino un pochino più sulla corsa. Questo è un cavallo che sappiamo, tutti sanno che bisogna attendere, no? Questi almeno 1000-1200 metri. Stasera è successo questo qui. Esattamente, come nel 2014 avevamo lo stesso cavallo, quindi lo stesso tipo di corsa era stata programmata, diciamo. Aspettiamo l'ultimo giro con ansia, il cavallo c'era, era pronto, grazie a Walter Pusceddu che ci ha permesso di avere questo cavallo. Sì, l'ultimo giro è da vivere con suspense, ma c'eravamo come nel 2014. Hai fatto bene a lasciare da parte Giosuè Carboni per fare, credo, dei complimenti dedicati. Indubbiamente, Giosuè è un ragazzo fantastico, un ragazzo serio, si è impegnato tantissimo,
era convinto, era determinato, abbiamo creduto in lui e sono felice di averlo fatto perché se l'è meritato davvero, veramente un grande professionista. Allora, siamo con Alessio Macini, anche tu fai parte della capitaneria, è una capitaneria giovanissima, credo che sia il primo anno che ne fai parte, secondo anno, perdonami, raccontami innanzitutto di questo palio e di questa esperienza. Ma è stata un'esperienza davvero bellissima, devo ringraziare Alessandro e Giulio che 2 anni fa mi hanno chiesto se avevo voglia di collaborare con loro e per me è stato un onore e sono davvero contento. Senti, anche tu quasi mi nascondete questo nome Giosuè Carboni, forse perché è la prima volta, però io vorrei che parlassi un po' di questo ragazzo perché ha dimostrato veramente quasi un attaccamento alla contrada. Ma Giuseppe l'abbiamo conosciuto un mese fa e è stato come se fosse subito un amico da subito, più che un fantino. E è stato bravissimo, ci ha portato questo palio e siamo orgogliosi di lui. Senti, in futuro ci saranno le elezioni quest'anno, innanzitutto auguri per le prossime elezioni, però ad oggi cosa scriveresti nella tua agendina personale? Ma io sono a disposizione di Giulio e di Alessandro e continuerò a lavorare con loro. Bene, ti ringrazio tanto, complimenti ancora. Matteo Farnesani, ci siamo sentiti la notte delle bandiere, eri emozionato, questa sera ci sentiamo dopo questo palio e al di là del difensore, del magistrato, sei sempre il contraddaiolo di Voltaia, quindi le tue emozioni di questa sera? L'epilogo perfetto di un'annata che è stata comunque difficile, un'annata che è stata caratterizzata da tante difficoltà, da tante avversioni anche da parte delle altre contrade, perché quando si incomincia a vincere si incomincia a diventare antipatici, però siamo stati più forti delle critiche, più forti delle perplessità e siamo riusciti a portare a casa un risultato straordinario che è stato merito di un lavoro di squadra importante dalla capitaneria Alessio, Alessandro e Giulio, dalla presidenza, dal mio predecessore, dal lavoro che ho fatto anche all'interno del magistrato. È andato tutto bene, siamo riusciti a vincere un palio di forza in cui abbiamo dimostrato di essere in questo momento nettamente superiori. Senti, torno un attimino più al tuo ruolo istituzionale, chiamiamolo così. Come mi ha tenuto, ho fatto i miei complimenti al rettore del magistrato delle contrade, una giornata che è andata tutta liscia, ieri sera forse per la prova ho qualche piccolo inconveniente, subito risolto, quindi un buon lavoro da parte di tutti. Sì, anche lì è stato un risultato importante perché anche lì il rettore era una persona che comunque non era dentro al mondo del palio, però si è immedesimata benissimo nel ruolo, è riuscito studiando e impegnandosi a colmare quelle lacune che poteva giustamente avere non avendo mai vissuto il mondo contradaiolo. Con i difensori è stato comunque un lavoro di collaborazione importante con quelli delle altre contrade che comunque erano in carica già da più di un anno quando sono entrato io a febbraio e quindi è andato tutto bene. Sì, ieri sera qualcosa non è andato proprio perfettamente, però poi siamo riusciti a trovare la quadratura del cerchio e oggi mi sembra sia andato tutto perfetto. Daniele Ilari, sei stato da sempre in questa contrada, sei stato uno dei fondatori, ma soprattutto sei stato un capitano in questo periodo e questi pali che questa contrada ha vinto 3 in 4 anni fanno parte anche della tua importanza, esperienza che hai sempre voluto trasmettere a questi giovani. Già nel 2012 ero il vice capitano e ho aiutato Alessandro a vincere il primo. Nel 2013 purtroppo sono stato sfortunato che mi hanno preso il cavallo per le briglie e me l'hanno buttato a terra, se no si vinceva anche quello e poi dopo è storia. Il mio orgoglio piccolo, nel mio intimo, spero di aver insegnato qualcosa a questi ragazzi per fare bene il palio, per fare il bene della festa. Questo sì, sono contento di aver fatto questo. Senti, in questo anno questo concetto è venuto fuori almeno dalle pagine delle Media News quasi quotidianamente parlando del Palio Piancastagnaio, un quarantennale che voleva proprio lanciare un messaggio non dal vecchio, dalle precedenti alle nuove generazioni, quindi un cammino che va avanti con costanza e secondo te con miglioramento o dimmi tu insomma come vedi? Io credo che i giovani abbiano il diritto di andare avanti, di cambiare, così come cambia i tempi, deve cambiare anche il palio, non tanto nella sostanza quanto nella forma, nell'organizzazione, ma
Poi dopo ecco, i giovani hanno il diritto e il dovere di portare avanti questa festa perché diventi sempre migliore e che sia la manifestazione più alta del paese. Però sei sempre giovane anche tu, e fai un percorso dal 79 ad oggi e le emozioni sono sempre le solite, questo ti voglio dire. Le emozioni sono sempre le solite, i comportamenti e le strategie paliesche sono un po' cambiate dal 79 ad oggi. Chiaro che una volta si riusciva a fare tante cose che adesso non è possibile fare, adesso la politica paliesca intendo, Certo. le manovre si riescono a fare soprattutto in collaborazione con persone e non con cavallai, no? Con persone con le quali stabilisci dei rapporti, e questo negli ultimi 5 anni è successo, e Voltaia questo sta dimostrando. Dal rapporto delle persone poi si riesce a fare una bella riuscita di Contrada. Contrada credo che abbia dimostrato tutte le sue capacità con il capitano, con i vicecapitani, con il priore, con l'organizzazione in generale, di essere viva e di essere in prospettiva una bellissima Contrada che può veramente, non dico essere da guida perché è la più brava, ma essere da guida perché ha un'organizzazione migliore rispetto alle altre. Siamo una Contrada, questo è importante. Vedo qui alla mia destra Gianfranco. Beh, qualcosa potrei dire anche della Contrada di Voltaia. Dimmi le tue emozioni di questa sera. Le mie emozioni sono state parecchio grosse perché saltai il palio dell'anno scorso e quest'anno dopo un anno insomma sono ritornato qui e ho visto questo palio, è stato una cosa eccezionale. Senti, questa Contrada quest'anno era la 40ª volta che si ricorreva al palio, e tu quindi ne hai visti 40. Dimmi qualcosa a riguardo, perché sembra quasi sia passata in sordina, no? questa informazione, però da 40 pali fa ad oggi, te che sei sempre stato in Contrada, sei sempre stato voltaiese, ora al di là della frequentazione... Sono sempre stato voltaiese, ma non che sono sempre stato in Contrada. Ma in Contrada ci si sta anche pensandoci. Sì. Sì, è vero. Infatti sì, la penso, non è che... Le differenze tra i primi a oggi? Le differenze... Non te lo saprei dire se ci sono delle differenze vere e proprie. Prima, non lo so, forse prima era un po' più di... come ti posso dire? Era un altro tipo di palio. C'era un altro tipo di palio, di società, di fantini, di accordi. No, a me quello che mi piace di questo di oggi è che vedo tanta gioventù, questo ecco, sì. Esatto. E questo dà... Questa è un'altra vittoria. Sì, che è un'altra vittoria perché dà più speranza in un proseguo della festa. Bene, allora ti lascio i tuoi festeggiamenti. Ciao Gianfranco. Qui abbiamo invece Fabio Macini, Antonella la conosci, la nostra cameraman di questa sera. Fabio, hai fatto il capitano? Sì. Stasera da vecchio capitano, da ex capitano. Ho visto una Contrada molto... Leva queste mani, fatti vedere. La Contrada è molto positiva, ha lavorato bene e in questi ultimi 5 anni diciamo che è una Contrada che sta dominando Piancastagnaio sul palio. Io posso dire soltanto che Voltaia è la Contrada più forte di Piancastagnaio in questo momento. Forse un po' di parte o... No, non so di parte. Ecco, no, volevo... Io di parte no, però è la Contrada che in questo momento più attiva a livello palio, a livello di Piancastagnaio, questo sì. Basta. Senti, quando hai visto il tuo cavallo dietro ancora al terzo giro con Giosuè Carboni per la prima volta a Piancastagnaio, No, ero sicuro che dopo il terzo giro passava, perché il cavallo vedevo che andava molto bene e niente, ero tranquillo proprio che il palio ormai l'avevamo in mano, il palio.
ero sicuro dal terzo giro che vinciamo il palio noi, questo sì. Senti, questa voce ti manca perché un po' di raffreddore? No, questa voce mi manca perché ho gridato e niente, e in questo momento sono un po' a carenza di voce. Ah, ti lascio i tuoi queste paste qui. No. Allora, fermi. No. Devi resistere perché qui abbiamo Mariano Bocchi, capitano, priore, difensore, tutto. Qui stiamo parlando con un fondatore della contrada di Voltaia. Mario, dici qualcosa, leva questa mano che abbiamo la nostra Antonella che ha la mano stanca. Dai. Abbiamo vinto il palio, perché che vuoi? È più di così che vuoi. Un capitano, un priore, un difensore mi risponde abbiamo vinto il palio. Quando si vincano pali in questa maniera non c'è parole, non c'è niente. E quale maniera? Come l'ha vinto la contrada di Voltaia? Ovvero? Alla grande. Alla grande. Senti, ti rifò la domanda anche da un po' tecnica, da ex capitano. Un fantino correva per la prima volta a Piancastagnaio, una pista rivista in qualche maniera rivisitata. Devo dirti la verità, Walter Puscetto l'ha anche un po' criticata per la larghezza, secondo lui un po' troppo stretta, ma al di là di questo è vero che è un cavallo che già Voltaia conosceva, ma Carboni non lo conosceva. Quando era al terzo giro, che era ancora dietro a un esperto come Gingillo, cosa ha pensato? Sembrava che lo tenesse. Sembrava. Sì. Hai avuto. Però dopo si è visto che. Non era così. No. Ti sei preoccupato, mi stavi dicendo? Sì. Perché già una pista già è stretta. Perché se attaccava subito era un casino. Ho capito. E invece che aspettando chi è riuscito a. No. Senti, come difensore uscente, cioè l'anno scorso eri difensore, hai lasciato il tuo incarico perché c'è sempre un avvicendamento. Come hai visto questa organizzazione quest'anno? L'unica cosa che mi ha fatto pensare appena sono entrato nel campo sportivo che la pista era piena di sassi. Ecco. E questo non riesco a capirlo, perché hanno sempre detto c'era più rena sopra e sabbia che di queste altre volte, ma eri un po' preoccupato? Sì, è pericolo per i cavalli che pigliano, che sotto allo zoccolo che hanno un coso morbido. Certo. E se pigliano un sasso è un casino, una. E due, che c'è il rischio anche di pigliarlo un facciafan che fantini, quelli che sono dietro. Cioè nel senso, io non riesco a capire come hanno fatto sta pista. Devo dirti la verità, poi nei giorni successivi sono stati tolti, ho visto gli operai rastrellare in continuazione la pista, però dicessi te il problema c'era. A me che mi sembra strano, perché negli ultimi 5 anni che da quando hanno fatto la pista nuova non era mai successo che i sassi, e che quest'anno dopo che l'hanno modificata, se l'hanno modificata perché qualcuno gliel'ha imposto o qualcuno, insomma, io questo non lo so, e non sarebbe giusta, perché era stata collaudata dall'Unire 4 anni fa e andava tutto bene, c'erano anche metri per cavalli, e sono arrivati a scorciare anche i metri lì alla mossa. Dice dopo i cavalli che scacciano, ma per forza che scacciano, se si toccano che scacciano. Quindi erano dalli più spazio, no? Cioè nel senso, chi è che l'ha fatta? Che proprio l'ha fatta con il cervello di una gallina. Questo d'altronde che qualcuno viene a dire la responsabilità è mia, che me la piglio io. Oh, ma quando si fa male che un cavallo che si va nel penale, mica Madonna Mesta che si va nelle cose, e poi che non è giusta che fa male a un cavallo, no? Certo. Ok, ti ringrazio molto, però torniamo alla vittoria della tua contrada. Grande vittoria. Basta. Pista non pista. La possano anche, Madonna mia, sta allungare 200 metri. E mettici i sassi che vogliono. Loro continuano a portare cavalli
che veloci e noi sempre che i fondisti. Va bene. Questo è sempre stato una caratteristica, tranne rare eccezioni. È un conto vince in palio di forza, è un conto vince in palio che Madonna Mettra so 3 contro 1, cioè che so 3 contro 1. Come stasera. Hai capito? No. Beh, queste sono le interviste della contrada di Voltaia. Ora io non so se Eugenio Conti, scusami Mario, non so se Eugenio Conti, noto contradaiolo, capitano, priore. Il tuo figliolo ha vinto 3 pali, Eugenio. Io vo subito nel dunque, si chiama Alessandro Conti. Sì, è il mio figliolo. Ha vinto 3 pali. Ha vinto 3 pali contro i 2 che ho vinto io. Ora mi ha rotto le scatole. No, questo mi dà l'idea, siccome ci saranno le elezioni, c'è qualche pensierino da parte tua di rivalsa verso Alessandro? Non lo so. No, rivalsa non c'è niente. Si scherza. Cioè, per me Alessandro ha fatto un grandissimo palio, aspettando, valutando tutte le situazioni che potevano succedere prima di palio. All'ultimo è venuto fuori con la sorpresa, perché tutti pensavano che Alessandro Voltaia non avesse la capacità di poter andare a disputare un palio di genere. Secondo me è uno dei più grandi pali che si sono visti a Piancastagnaio. Allora, però passiamo al... Scusami, volevi dire... No, niente. Vai. Io passo al babbo capitano, però passo al babbo contradaiolo, però anche al babbo tecnico. Ora Mariano qui accanto a te ha lanciato diverse riflessioni, chiamiamolo così, perché sono riflessioni. Lo stesso Walter Pusceddo non è che si è lamentato, ha detto secondo me la pista è un pochino stretta, ma al di là dei pensieri personali, sotto l'aspetto tecnico, te come hai visto questa nuova pista innanzitutto, e subito dopo come hai visto Giosuè Carboni per la prima volta a Piancastagnaio? Vabbè. La pista che è stata costruita quest'anno a Piancastagnaio, secondo me, è stato un ritorno al passato. È stato un ritorno al passato perché qualche contrada ha voluto un po' tornare al vecchio sistema di non si passa perché la pista è troppo stretta, chi va in testa vince, le curve non vanno bene perché c'è una curva a spigolo giù all'interno dello stadio verso i spogliatoi. Sì. Però tutto sommato la pista non è poi tanto male. Il problema più grosso sono stati i problemi che il fondo, la sabbia o l'arena che è stata portata secondo me doveva essere un pochino più vagliata. Lì si sono trovati dei sassi non indifferenti. Come diceva Mariano prima? Sì, dei sassi non indifferenti, ma non perché avvantaggia uno o svantaggia un altro. Lì è stato un problema tecnico da parte dell'amministrazione comunale che secondo me la pista che è stata fatta non era idonea per un palio come di Piancastagnaio. Ora, a prescindere dal discorso che Voltaia ha vinto su una pista con sassi, con tante difficoltà che erano, io ritengo una cosa: per andare a Piancastagnaio, per vincere il palio di Piancastagnaio ci vuole una certa organizzazione. Sassi o non sassi c'erano per tutti, non c'era solamente per Voltaia o non c'era solamente per Castello. Parlava prima addirittura delle prove. Ecco, io voglio dire una cosa solamente. Ora come ora Voltaia sta cavalcando un'onda favorevole per i vari motivi che sono successi negli anni passati, perché ora come ora, ecco, io chiedo alle altre contrade una cosa sola: quando si è d'accordo per sistemare una pista, dopo, prima della corsa, non mi posso dire la pista non va bene, il mossiere non va bene, quell'altro non va bene,
Ecco, io a queste contrade le vorrei dire una cosa: lavorate seriamente tutto l'anno come ha lavorato Voltaia, come ha lavorato la Capitaneria, come ha lavorato il Consiglio di Voltaia, come hanno lavorato i vecchi di Contrada. Io li voglio dire a questi ragazzi, che sono dei bravi ragazzi, perché io li conosco uno per uno li conosco questi ragazzi. Cercate di impegnarvi tutto l'anno a cercare che il 18 sia ancora più perfetto di quello che è stato quest'anno. No, andare a cercare le farfalline che volano in cielo perché io ho un fantino che è superiore al tuo. Posso avere il fantino che è superiore al mio, ma è il resto che conta, è il resto dell'organizzazione di una contrada che conta, è il peso di una contrada, è il peso di una contrada che può contare con una vera capitaneria, con un vero consiglio. E ritorno a dirlo, io sono stato intervistato da te 2 volte nella cantina dei famosi e ritorno a ripeterlo un'altra volta: Voltaia è una contrada fortunata, ma è fortunata perché ha saputo lavorare negli anni, aspettando il momento giusto per poter cogliere questi successi che sono arrivati negli ultimi 5 anni. I nostri ragazzi qualcosa avranno preso da noi anziani e ora lo stanno dimostrando che hanno preso qualcosa da noi anziani. Noi abbiamo lavorato, ora stanno lavorando loro, stanno lavorando su quello che noi abbiamo fatto. Loro stanno continuando, è questo che a me mi piace, loro stanno continuando sui sacrifici che abbiamo fatto noi anziani. E io vi dico una cosa, ma lo dico spassionatamente: so dei ragazzi che non si arrendano ora, proseguiranno nel tempo e stiamo preparando un'altra nuova generazione per continuare ancora a essere protagonisti, ma non nelle vittorie, perché la vittoria, come l'ho sempre detto, ci sono dei momenti bui e dei momenti di cielo sereno. Io dico una cosa: la contrada non vive solamente di vittorie, la contrada vive tutto l'anno e in questo anno non c'è solamente il 18, c'è gennaio, c'è febbraio, c'è marzo, c'è aprile, ci sono tutti i mesi dell'anno e loro lo stanno dimostrando. Assunto, abbiamo pochissimo tempo e te lo dico perché a te non piace tantissimo parlare, ma più che altro realizzare. Sei stato capitano di questa contrada e le tue emozioni di questa sera? Il discorso è questo: è stata una grandissima vittoria. Voltaia ha dimostrato di essere ora la contrada che tiene in mano il palio e niente, è stato forte il fantino, è stato forte il capitano. E che dire, niente, abbiamo vinto un bel palio. Senti, in questa tavolata ho incontrato un po' tutta la storia della capitaneria di Voltaia, mancano un paio di elementi, però insomma alla fine c'è un motivo conduttore. Voltaia quando vuole sa quello che deve fare e va a vincere. Quando non vuole si perde, come è successo per tanti anni, dobbiamo dirlo. Sì, è vero, magari Voltaia in certi anni ha fatto un po' forfait, però insomma quando vuole, come dicevi te, può vincere. In futuro ci saranno le prossime elezioni quest'anno? Ma io penso che capitaneria che vince, insomma, si confermi, poi vediamo quello che succederà. Ecco, l'importante è la filosofia della contrada, una contrada che si è ritrovata. Sì, la filosofia è importante, penso che questa sia la filosofia che va di bene e speriamo nel prossimo anno magari un colpo di fortuna, certo. Si può vincere anche il prossimo anno.